ben arrivato Pinguino, grazie come sempre Il problema è il suo ingresso in studio che vi posso garantire piuttosto, però poi quando trova la sua posizione, insomma, ci sta. Contento Pinguino, domenica 3-1, grande, Ti abbiamo visto esultare alla grandissima. Sì. No, stai calmo perché gli spazi sono stretti, no, potrebbe anche cadere. Bene, torniamo alle cose. Paolo Grigoletto ti fa sorridere, però vedo che i pupazzi anche della nostra età, caro Paolo, fanno ancora sorridere, vedi? L'importante è ridere sempre, se no qua la situazione non è proprio rosea, quindi almeno con queste cose ridiamo. Sto guardando la mia allenatrice che ha il pinguino di fianco ed è molto spaventata da questa idea. La Marghe è preoccupatissima. Margherita Scione, allenatrice dell'Under 16. Cominciamo a presentare un po' la vostra società perché state facendo tante cose, no? Allora, alcune particolari, poi ce le spieghi bene. Allora, Pallavolo Arcobaleno, progetto Leali, e quindi già qui se qualcuno cerca il progetto giovane, credo che in questo momento la B1 di Leali stia dimostrando cosa vuol dire non aver paura di fare qualcosa al di fuori degli schemi. Due ragazze di età che fanno da chiocce a tutte ragazze che sono under 18, quindi senza paura di perdere, ma volendo crescere. Quindi già questo è un primo segnale come progetto che peraltro quest'anno vede l'entrata in pista di un'altra società, il Tergola, che ha deciso di far parte del progetto. Poi abbiamo scoperto l'altro giorno che addirittura abbiamo anche le imitazioni, nel senso che il Giarre si è presentato con la maglietta delle ali Thermal Giarre e sappiamo che abbiamo anche il Giarre che fa parte del progetto. Quindi, ma al di là del progetto, Pallavolo Arcobaleno sta continuando a crescere. Qui sono rappresentate tutte le squadre, ci sono 2 ragazze di ogni squadra, comprese le cucciolette qui sotto, che sono del Minivolley all'Under 11. Per parlare di allenatori abbiamo Margherita Scione, che è l'allenatore dell'Under 16. Che però non vuole parlare. Che non vuole parlare, però poi alla fine gli toccherà parlare. Perché il pinguino farà qualcosa di clamoroso, eccolo qua. Ma abbiamo anche un'altra ragazza, che è qua alla mia sinistra, la Lucia Bianco, che è l'allenatore di Minivolley. È l'allenatore dell'Under 11 che ha cominciato quel percorso di cui si parlava prima, allenatori giovani. Quindi anche da questo punto di vista siamo orgogliosi, stanno crescendo all'interno della società. Noi, l'allenatore più vecchio, se possiamo dire vecchio, è la Mezzalira Laura, il nostro direttore tecnico, che è anche un selezionatore regionale. Definirla vecchia mi sembra proprio un eufemismo guardando noi, insomma. Ecco. Assolutamente. Io volevo parlare anche un attimo a Stefano Alfonsi, che si occupa del minivolley da vicino, anche perché Stefano avete fatto in questi giorni qualcosa di particolare in fiera, se non sbaglio. Sì. Siamo reduci da 3 giorni di Sgulp in fiera, una manifestazione che era stata patrocinata dal Mattino di Padova e abbiamo avuto moltissimi bambini che si sono presentati allo stand e la cosa ci ha fatto molto piacere. Il progetto anche in questo caso... Quindi è di raccolta, di allargare la base? Ma ti dirò, era partito perché ci è stato richiesto da parte del gruppo che organizzava la cosa se eravamo intenzionati a partecipare. Abbiamo risposto in agosto presentando il nostro progetto, spero sia stato scelto per la qualità e non per il fatto che fosse agosto e che gli altri non c'erano. Che fosse l'unico, dici? Speriamo di no. Una cosa è certa, eravamo l'unica società e comunque l'unico gruppo che rappresentava lo sport della pallavolo in fiera. E questo ci ha fatto anche ulteriore molto piacere. La fortuna di avere un presidente così, comunque Stefano, è importante, no? La passione assolutamente, è l'unica persona al mondo, c'è qualcun altro, forse prima c'era anche Stefano, forse, che vivono 25 ore al giorno e sono in grado di fare questo esclusivamente per pallavolo arcobaleno. Ecco. Ascolta, a proposito di presidenti, mi hai dato l'assist perché domenica abbiamo visto e lanciamo questo video veramente quasi inedito, direi, perché a un certo punto, come diceva prima Diego Zilio, la curva di tifosi, i Men in Black, i tifosi della Tonazzo, hanno chiamato in curva il presidente Fabio Cremonese, che non si è limitato ad andare in curva come fanno tutti i presidenti, ma guardate un po' cosa ha combinato, vediamo il video.
Allora, apprezziamo l'impegno di fare un applauso a Fabio Cremonesi, comunque che si è messo in gioco con lui, abbiamo visto Gino Negro, Mauro Bergamaschi, insomma un po' anche dello staff dirigenziale, un po' fuori tempo Diego, no? Però l'impegno c'è. Lo perdoniamo, dai. Perdoniamo. Si è vista la deriva calcistica, lui che ha appunto esperienza anche nel calcio, nel modo di porsi, no? È bene che lo porti anche qui, no? Appunto Stefano prima parlava di tifosi ingessati, è bene che l'esempio venga dall'alto e dunque che sia lui ad animare un po'. Paolo, quindi torniamo da presidente a presidente, mi dicevi prima che avete fatto anche una partnership a livello di charity partner, come si dice in inglese, no? È stata un'opportunità che ci è stata offerta. C'è una comunità protetta dell'USL 16 che per tentare di reinserire ragazzi più o meno giovani che hanno problemi di carattere psicologico fanno dell'attività sportiva, fanno della pallavolo. E hanno chiesto a noi se c'era la disponibilità di dargli gli spazi in tensostruttura, la tensostruttura che gestiamo in convenzione col Comune di Padova. Abbiamo fatto una scelta di ospitarli, quindi di non chiedere niente, di stabilire con loro un rapporto che farà sì che loro partecipano a un torneo tra gli istituti simili a livello regionale e rappresenteranno le ali arcobaleno anche a quel livello. Per noi è un'occasione importante ed è importante anche il rapporto che stiamo costruendo, perché stiamo vedendo che possono essere utili più loro a noi che noi a loro. Stefano, bello, no, questo? Anche ancora una volta la pallavolo che si erge da esempio. Ma secondo me forse è un'affermazione forte che faccio, è un dovere, perché se noi ci limitiamo a praticare questo sport solo per dare una crescita tecnica, secondo me non abbiamo capito niente della vita, insomma, perché domani non giocheremo più, non avremo più l'età di allenare, non alleneremo più altre cose, però la vita va avanti, insomma, se noi siamo riusciti a seminare tanto tramite il veicolo sportivo che dà tantissimi indirizzi e vediamo che questi vengono seguiti, e allora abbiamo fatto il nostro. Tra l'altro avete anche una sorta di bilancio certificato, spiegami un po' bene com'è. Non è certificato, nel senso che non possiamo permetterci il lusso di farlo certificare, anche se adesso l'Università dello Sport di Roma lo sta vedendo. Abbiamo fatto una scelta da 2 anni a questa parte e siamo l'unica società di pallavolo a Padova. Da quello che mi risulta, per la pallavolo ce n'è solo un'altra in regione. Abbiamo fatto il bilancio sociale, quindi affiancato al bilancio economico che tutte le società sportive devono produrre. Noi abbiamo autoprodotto e lo stiamo certificando appunto tramite l'Università di Roma dello Sport. Abbiamo prodotto un documento che è il bilancio sociale. Bilancio sociale sul quale ci stiamo impegnando tantissimo, perché stiamo misurando tutto quello che facciamo. Tutto quello che facciamo lo stiamo valutando all'interno di un quadro di comportamento etico. Noi già 2 anni fa avevamo adottato il regolamento etico sportivo per le atlete e abbiamo detto: ma perché per le atlete dobbiamo dare delle regole e il nostro comportarsi quotidiano, che già cerchiamo di mantenere il più regolato possibile, non riusciamo a formalizzarlo. E io ho portato quest'idea all'interno del direttivo, il direttivo l'ha accolto immediatamente, e quello che è un sentiero tracciato dalle persone che prima di me hanno fatto nascere Pallavolo Arcobaleno, continuiamo a portarlo avanti in termini di testimonianza più ampia. Bello. Ascolta, per caso dentro il vostro comportamento etico hai qualcosa anche per il pinguino? Nel senso che è qui che non sta fermo un attimo. Cioè, Noi dobbiamo rispettare tutti, anche gli animali, e quindi... Batte le mani, è contentissimo. Scusa, Pinguino, voglio chiederti una cosa. Domenica, che la squadra gioca fuori casa, tu domenica prossima cosa fai, per esempio? Dove vai? Non fai niente. Ti giri, sei un po' arrabbiato, vai a spasso per il centro. Adesso viene Natale, sei contento che viene Natale? Alla grandissima, musica, neve, finalmente, violini. Ti piace? Diamo il microfono qui alle giovanissime del minivolley. Non brucia. Ti prometto che non brucia. Vuoi andare vicino al pinguino un attimo? Chi è che vuole andare vicino al pinguino? Non vuole nessuno andare vicino al pinguino. Solo la Margherita deve stare vicino al pinguino, ma dai. Non va bene così. Niente. Proprio ha finito tutte le parole. Il silenzio. Valerio, è una presenza un po' ingombrante anche al palazzetto, secondo me, la domenica o no? Quest'anno poi mi sembra, io
mi sembra che sia più vispo degli altri anni, probabilmente non so, si è ringalluzzito mi pare, no? Lo vedo più presente anche durante le partite. L'hai detto anche di Valerio prima, per cui... Forse insieme, sono ringalluzziti insieme. Assolutamente. Allora, domenica, spiegami un po' com'è il programma anche della trasferta, perché tante volte le persone non sanno quando partite, come arrivate. Diamo anche qualche piccolo retroscena di una trasferta in Toscana. Allora, normalmente le trasferte noi ci alleniamo prima di partire, quindi sabato ci alleneremo nel primo pomeriggio, terminato l'allenamento partiamo alla volta di San Sepolcro dove giocheremo la domenica. Poi arrivati sul posto facciamo la penultima seduta video dopo la cena. Al mattino dopo ci si sveglia di solito verso le 8 più o meno, c'è allenamento dalle 9:30 fino alle 11, poi facciamo un'altra seduta video prima del pranzo, poi si pranza, si riposa un'oretta e mezza e poi si parte per la gara, insomma. Questo è diciamo il programma. Questo è il programma. Sì. Volevo dirvi una cosa in chiusura, prima di salutare tutti, che da ieri faccio questo piccolo promo, è disponibile per le piattaforme iOS e Android, attenzione che adesso faccio quello che sa le cose, che cultura straordinaria. Quiz Volley, un'applicazione in cui tutti gli appassionati di pallavolo, e vi posso garantire che mi sono già cimentato anch'io con ottimi risultati, tra l'altro potranno giocare, caro Daniele, con una serie di domande, sono 25.000 domande sul mondo della pallavolo, quindi intanto ti invito a iscriverti a Quiz Volley perché secondo me... Cosa si vince? Non lo so, vabbè, ma allora ha ragione Zilio che sei penale, adesso non è che i giovani, adesso ho capito che non alleni più. Ma si gioca per vincere? Sì, si gioca per vincere, ma ecco. Giochi contro, cioè, io e te possiamo giocare contro, cioè una sera possiamo metterci lì e vedere chi conosce più le cose vecchie, capito? È straordinaria sta cosa. Fammi la tua vita a giocare con Massimo Fermano la sera. No, ma è per quelli che non fanno più pallavolo da un po'. Hanno buon tempo. Per quelli che non allenano, per quello. Quindi allora Quiz giocheremo. Volley, Quiz Volley io lo consiglio di giocare al Fantavolley, consiglio di giocare a Quiz Volley perché Paolo dobbiamo ridere ma anche giocare un po', quindi mettiamoci in gioco, divertiamoci con i vecchi Noi quiz. lo stiamo facendo molto bene. Ecco. Ieri sera Abbiamo la prima divisione che ha già superato gli ottavi, è arrivata agli ottavi di Coppa Padova e vorremmo fare il bis dell'anno scorso. allora io ve lo auguro. Anche perché nel Quiz Volley, caro Stefano Camporese, per esempio arrivano domande del tipo chi allenava la Teodora Ravenna nel campionato 78-79 e solo pochi qui dentro lo sanno, capito? Non so se Daniele lo sa però. Non eravamo nati, non ero nato io quell'anno. Con questa battuta possiamo assolutamente... Pinguino, sei a posto? Allora, l'applauso finale è per i reali arcobaleno, in bocca al lupo per tutte le vostre iniziative, caro Grazie. Paolo, che so che ne avete Grazie. tante, e complimenti davvero adesso, a parte le battute e gli scherzi per quello che state facendo, perché va al di là, come diceva Stefano, del semplice aspetto tecnico, quindi complimenti davvero. Applauso e grazie Valerio Baldovino, in bocca al lupo per domenica a San Sepolcro, scusate, applauso a Stefano Camporese, grazie, come sempre. Quando vuoi. Diego Zio, noi ci vediamo tra 2 settimane al Palafabris, ma se vuoi venirci a trovare sei sempre invitato. Grazie Diego. Grazie a voi, buonasera. E lo scopriremo solo vivendo dove e se allenerà un giorno Daniele Rampazzo. Ciao Daniele, grazie. Ciao, arrivederci, grazie. L'appuntamento è domenica alle 18 per chi vuole andare a San Sepolcro a vedere la partita, ma vi ricordo anche la diretta streaming sul canale di Lega Volley. Noi invece, come sempre, ci troveremo qui puntuali mercoledì prossimo, TV7 News alle 21. Buonanotte.